Buongiorno a tutti, vediamo ora un caso in cui ci può venire il dubbio se il verso della disequazione si ribalta oppure no. Abbiamo 2x meno 1 è minore di radice di 3x, x non è sotto la radice, quindi dobbiamo portare a sinistra tutti i termini con la x e a destra tutti i termini senza la x. Allora, 2x era già a sinistra, rimane dov'è? Rimane uguale. Questo termine lo portiamo a sinistra, quindi diventa meno radice di 3x minore. Questo meno 1 lo porto dall'altra parte, diventa 1. Adesso dobbiamo in pratica sommare, o se volete vederla così, raccogliere x. Comunque, quanti x abbiamo, tra virgolette? 2 meno radice di 3. Insomma, si può scrivere così: 2 meno radice di 3 x, in pratica abbiamo raccolto x a destra, minore di 1. Bene, adesso che siamo arrivati a questo punto, perché noi vogliamo trovare x, dobbiamo dividere con 2 meno radice di 3. Ed è proprio qui il punto. Se noi dividiamo con un valore negativo, il verso si ribalta, e se positivo rimane com'è. Però 2 meno radice di 3 è negativo oppure no? Se non abbiamo a disposizione una calcolatrice, come facciamo a capirlo facilmente? Beh, così, cioè dobbiamo capire praticamente radici di 3 tra quali due i numeri interi sta. E allora ragioniamo così: abbiamo il numero 3, il numero 3 sta tra 1 e 4. Adesso vediamo subito perché 1 e 4. Allora 1 minore di 3 minore di 4. Adesso possiamo fare la radice di tutti questi, no? Radice di 1 è minore di radice di 3 è minore di radice di 4. Avevo scelto 1 e 4 perché riusciamo a calcolare la radice. Qui è 1, la radice di 1 è 1, la radice di 4 è 2. Quindi radice di 3 sta tra 1 e 2. È un numero compreso tra 1 e 2. E allora se da 2 sottraiamo radice di 3, o sottraiamo qualcosa che comunque è minore di 2, allora questo è positivo. Essendo positivo, il verso della disequazione rimane com'è. Va bene, allora qui abbiamo x, perché appunto abbiamo diviso con quelle parentesi, è minore di 1 su 2 meno radice di 3. Ok, arrivati a questo punto però possiamo anche razionalizzare qui. Possiamo moltiplicare sopra e sotto con 2 più radice di 3. Perché? Perché usiamo la regola a meno b per a più b è a al quadrato meno b al quadrato. X minore. Quindi qui sotto, come ho detto, a al quadrato meno b al quadrato. 2 al quadrato è 4, meno radice di 3 al quadrato è 3. E qui sopra ho 1 che moltiplica 2 più radice di 3, quindi è 2 più radice di 3. Va bene, 4 meno 3 fa 1, quindi scrivere fratto 1 non serve, abbiamo 2 più radice di 3 fratto 1, è 2 più radice di 3. Quindi la soluzione è x è minore di 2 più radice di 3. Ecco, questa è la soluzione della disequazione. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.